Ragazzi, una bella pulitina ci voleva. Questa l'ho comprata un annetto fa, è molto cresciuta. Mi sa che fra poco gli devo cambiare casa. Anche perché si è fatta un pochino grandicella. Quindi secondo me la devo allargare. E ho fatto questa bella isoletta. Quando invece si tratta di mangiare è sempre la prima. Ciao Patti, stamattina abbiamo pulito la tartaruga. La vedo molto meglio, acqua fresca e sta più bene. Vorrei stare al suo posto, a così stesso bello fresco fresco. L'ho pulita pure il guscio, bello bello. Io ho pulito anche il coperchio questo qua giallo che glielo metto sopra poi. L'ho comprata al mercato a Baronessa, ma un anno fa più o meno. È molto grandicella, mo. Mangia come me, peggio di me. Mo acqua fresca, mangia e si mette a solo. Tanti sono qua. Boh, non l'ho mai chiamata di nessun nome, boh. Non c'ha un nome. Ciao, Antonio. Non lo so, ma non gli ho dato mai un nome. E come la chiamo? E che ne so se è maschio e femmina, poi. 2 anni. Però, come ho detto io, come la faccio a chiamare? Se è maschio, se è femmina. Quindi non lo so. Ciao, Amelia, c'ha ragione. Quindi non lo so, ragazzi, è maschio e femmina, boh. Vabbè, ragazzi, vi auguro una buona giornata. Abbiamo fatto tante cose, la tartaruga pulita. E mo la mettiamo al suo posto. Sì, sì. E beh, 2 anni, non credo che... Poi penso che questo è di acqua dolce, non credo che può diventare più grande. Ma la porto da quella degli animali un'altra volta. Però per il momento può stare. Ciao Patti, ciao ragazzi, buona giornata a tutti.